Mentre si accende il tifo in curva, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Buonasera da Gianmarco Sciarri per l'ultima partita di giornata. Partita tra Vittorio Veneto e Real Montini, un Real Montini che si è svegliato alla grande la scorsa settimana portando a casa i primi 3 punti della stagione. Dall'altra parte un Vittorio Veneto che sta facendo vedere grandissime cose ogni settimana meglio, anche se oggi molto rimaneggiato. Andiamo a dare un'occhiata alle formazioni. Per il Vittorio Veneto c'è Polizzotto in porta, poi Marinoni, Gallizia, Nizzi Griffi e Cottatellucci. Dall'altra parte il solito Tettavanti che sta già cominciando il suo show, poi Ramondi come sempre, perno basso, Frigoli davanti. Scusate, Frigoli davanti, Alberici, Falaschi e Sicignano. Intanto fischia Scuteri e la partita è cominciata. Ready, let's go, partiti con subito Marinoni che può andare a calciare dal fondo. Tettamanti che rilancia con il tacco, Frigoli una grandissima palla per la conclusione con il mancino sul palo, poi il pallone che viene salvato da Polizzotto sulla linea e poi strada chiusa, Gallizia va via con una giocata, Gallizia con un gol meraviglioso, il solito Gallizia. Vantaggio Vittorio Veneto, è andato via come il coltello nel burro Gallizia. Vediamo se spegne un po' l'entusiasmo della tribuna, mi auguro di no francamente. Vantaggio Vittorio Veneto con un super gol del solito meraviglioso Gallizia. Perché non sono venuti dalla prima? Montini dentro per Frigoli, tutto solo Frigoli! Il pareggio del Real Montini con il solito Frigoli, sempre lui al primo pallone buono, pallone in rete 1-1. Io li amo, giuro. Martinelli, pallone buono, Martinelli, dribbling, Martinelli, Polizzotto, salva tutto, che occasione per il 2-1. Trolla Marinoni, quindi Martinelli che lotta, pallone spunta per Frigoli, calcia Frigoli! All'incrocio dei pali, Frigoli con un gol fantastico, 2-1 Real Montini, incredibile! Ma che giocatore è Frigoli, Luca? 2 palloni, 2 gol. Giocatore pazzesco, il tifo fa tutto comunque. Incredibile Real Montini, 2-1 e guarda Tettamanti come esulta. Si libera Martinelli, 2 Veroniche di Martinelli, poi con il tacco per Frigoli che può calciare, ancora per Martinelli sul fondo. Ogni volta che il Montini riparte è un pericolo. Marinoni in scivolata, Martinelli, poi Frigoli, spalla alla porta, Frigoli si gira alla Inzaghi, Frigoli, un gran pallone dall'altra parte per la conclusione di Falaschi, 3-1 Montini, incredibile, ma ancora 3/4 di questo gol, Luca, sono di Frigoli. Tettamanti è impazzito, 3-1 Real Montini. 3-1 Real Montini, incredibile quello a cui stiamo assistendo, ma ancora una volta Luca bisogna dirlo, Frigoli una giocata intelligentissima, pazzesco, per rispondere a chi dice che è solo un finalizzatore. Gallizia, va via Gallizia, calcia, non è, la palla in rete, non è riuscito a tenerla Tettamanti che non protesta neanche, evidentemente il pallone è entrato anche tanto. 3-2 comunque, sempre avanti Real Montini. Martinelli poi si intestardisce un po' troppo, mette un grande pallone per Alberici, 4-2 Alberici, 4-2 Real Montini, incredibile, ma che giocata, estasi Montini, ma che giocata ha fatto Martinelli sulla destra, Luca, che giocata ha fatto Martinelli. Ma che grinta e che quanta intelligenza mettere il pallone al centro. Alberici dimenticato da tutti, mette dentro il 4º gol dei suoi. E duplice fischio al direttore di gara, squadre a riposo, un primo tempo fantastico con il Montini avanti clamorosamente 4-2, atmosfera meravigliosa, super spot. Gallizia pensa al tiro, lo fa partire, la tiene, non è entrata, qui non è entrata assolutamente. Questa non è entrata mai. Dice di sì Scuteri, la palla ha girato, ma secondo me questo non è gol, Tettamanti l'aveva tenuta. Comunque per il direttore di gara palla in rete, 4-3, ha accorciato di nuovo il Vittorio Veneto. Accelera Marinoni, perde un brutto pallone, contropiede, 3 contro 1. Palla per Alberici, pallone in rete, 5-3 di nuovo avanti, più 2 il Real Montini, ancora con Alberici. 5-3, grande esultanza, 5-3, incredibile, con altro contropiede perfetto. Serve Cottatellucci ancora al centro per Marinoni, dall'altra parte per Gallizia che controlla e mette dentro, 5-4, grande azione del Vittorio Veneto che trova il gol del 5-4 e Marinoni mette subito la palla a centrocampo, c'è un tempo infinito per andare ancora a rimontare. Raga,
Raimondi, Martinelli, gioca bene Martinelli, calcia! Ma subito Martinelli porta più 2 ai suoi, subito, neanche il tempo di mettere il pallone a centrocampo e vanificato il gol di Galizia con un'altra meravigliosa giocata di Martinelli, destro-sinistro e diagonale, palla in rete, 6-4. Poi il lancio, la palla in rete con il tacco Marinoni, pazzesco, Tettamanti sta facendo un pisolino al limite dell'area. Martinelli dentro per Frigoli, controlla Frigoli, calcia! 7-5 Frigoli, sempre lui! Tripletta per Frigoli! È l'ultima partita, o è Martinelli o Alberici, non lo so, andrebbero premiati tutti. 7-5 Real Montini con Frigoli, un falco negli ultimi metri, mamma mia, Pippo Inzaghi alla Lega Scuole Superiori. Messa laterale ancora per Real Montini al centro, traversa e poi il pallone non entra, incredibile, altra occasione clamorosa per Alberici. Dalla bandierina Falaschi al centro per Alberici, finisce qui 8-5 Real Montini. Estasi Real Montini, incredibile, 8-5, una vittoria che sa di impresa, abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso. Quanto è bello questo sport. 8-5 Real Montini, è praticamente finita. Quando Frigoli va a pressare per l'ultima volta, non molla mai. Poi il pallone al centro e Tettamanti si prende la gloria, fischia 3 volte il signor Scuteri, ha vinto il Real Montini 8-5 contro una squadra che sulla carta avrebbe dovuto suonargliele di santa ragione. È un'impresa meravigliosa, meriterebbero tutti 10 questi ragazzi per il cuore che hanno messo in campo oggi. Io non ho più voce, super spot.